Morti triplicate rispetto alla prima ondata di febbraio e marzo, ci dicono i titolari di un'agenzia di onoranze funebri della Riviera del Brenta. Per quanto riguarda la nostra zona, marzo-aprile dell'anno scorso non eravamo a questi numeri, infatti vedevamo da fuori la situazione, quasi increduli. Quindi i numeri li abbiamo visti moltiplicati in questi ultimi 2 mesi. Restiamo basiti anche noi osservando la vetrina delle pompe funebri. Contiamo più di una trentina di epigrafi con le date dei decessi risalenti per lo più tra fine dicembre e i primi di gennaio. Per quanto riguarda la mia esperienza ormai di 15-20 anni, posso dire che un periodo come questo non si è mai verificato. A Mestre, in piazza Ferretto, come a Auriago di Mira, le gremite foto dei defunti si susseguono una dietro l'altra, non lasciando quasi neanche più spazio nell'aria. Qui qualcuno ha scritto anche una breve biografia con tanto di dedica e di riconoscenza ad uno dei cari estinti. Basta girare per i paesi, si vedono il numero di epigrafi che sono affissi ai muri e si capisce la situazione, che non è una situazione di sicuro normale, e soprattutto in questo periodo, in questi ultimi 2 mesi. E poi c'è l'ulteriore sofferenza nel tormento della crisi economica. Ci sono diversi casi che si presentano dicendo guarda che non abbiamo la disponibilità di poter pagare il funerale, quindi questa è una domanda che prima io sono 20 anni che faccio questo servizio, non mi era mai stata posta. Con le onoranze funebri che in alcuni casi anticipano l'intera spesa o la direzione onorate che vengono segnate mensilmente come una volta nel quaderno, con i funerali che ora, in alcuni casi gratuitamente, si possono seguire pure via streaming. È servito d'aiuto e da sostegno ed è un servizio che servirà anche in futuro, in quanto la famiglia può avere dei familiari che abitano all'estero e saranno impossibilitati comunque a venire e potranno seguire la cerimonia direttamente da casa.